Lorenzo Tumino, vedo che lei è ancora armato di budget, oggi giornata di mercato, c'è stato chi ha dato le rose del sindaco, lei cosa sta dando via? Profumi? No, noi per dare un segno di cambiamento e l'impronta della nostra campagna elettorale stiamo offrendo un braccialetto sostenendo una Onlus che aiuta bambini che hanno subito abusi, eccetera, eccetera. Per te è un filo d'amore, c'è scritto. Esatto, un filo d'amore. Diamo questo come ricordo della nostra prima campagna elettorale sul campo, la mia prima candidatura, e per dare un segnale di dimostrazione di come noi pensiamo la politica come impegno civico sul territorio. Allora, anche a lei domanda secca, siamo agli ultimi 2 giorni, si può dire ormai, al voto, che mancano per andare alle urne. Girano già numeri di sondaggi commissionati più o meno in maniera ufficiale e più o meno interessati o disinteressati a seconda di come la si vuol vedere. Danno leggermente sopra il 30 Terenzi, seguito dal senatore e Barro incollato, poi al quarto posto Scarpa, anche lì con incollatura col Movimento 5 Stelle, mentre gli altri 5 siete tutti un po' raggruppati e distanti. A lei le risulta questo? Non le interessa niente? Che giudizio dà a questi numeri? Allora, visto gli ultimi risultati degli ultimi 20 anni, i sondaggi hanno sempre sforato, a parte il Partito Democratico che era ampiamente previsto, radicato sul territorio, 85 candidati, è normale che sia lì, insomma, è il partito da battere. Sugli altri è chiaro che c'è stata una disparità economica, non c'è stata par condicio assoluta in questa campagna elettorale. Non siamo stati lì a denunciarlo più di tanto, a parte qualche frecciatina, però c'è gente che ci ha messo 30-40 mila euro sul piatto. È chiaro che noi piccoli non possiamo competere a livello di esposizione mediatica soprattutto. Sappiamo tutti che un passaggio televisivo costa da 70-80 euro ogni 30 secondi. Questo incide, no? Incide molto la risulta anche qualcosa di più a me, circa 120 per 30 Sono secondi. stato basso. Quindi io ho improntato la mia campagna elettorale a testa bassa, ho cominciato il porta a porta, l'unico candidato che lo ha fatto. Mi sono preso i pro e i contro, però spero che questo porti ai risultati. Dico solo una cosa, siamo arrivati a una svolta. Dopo oltre 20 anni di amministrazione del Partito Democratico i risultati si vedono, uno può apprezzarli o non apprezzarli. Adesso i cittadini hanno la responsabilità di andare a votare è un diritto e un dovere, ed è un dovere informarsi prima di votare. Non cosa dico io? Dico che se uno si è informato e vota, dopo la responsabilità del voto che ha dato. Non voglio più sentire nessuna lamentela dopo le votazioni fra un anno. Questo Sì, se non si cambia non si ha più il diritto di lamentare. avevo letto queste sue affermazioni anche su Facebook stanotte. Lei è uno che utilizza molto i social, la rete, perciò chi vuole andare a approfondire i suoi pensieri e i discorsi basta che vada nel vostro sito. Per concludere, visto che qua si sta sbaraccando anche in senso metaforico questa campagna elettorale, io condivido che non è stata equa da un punto di vista mediatico come passaggi televisivi soprattutto, ma anche come manifesti affissi in giro non è stato uguale per tutti, ma lì ci sono delle regole e insomma chi può, giustamente chi Se può le permettersi. regole le fanno quelli che poi devono utilizzarle, sappiamo tutti che le fanno a loro pro. Ma io direi che chi ha soldi giustamente se li utilizza come meglio crede, però il cittadino deve fare poi le sue valutazioni. Ci sono stati 3 confronti a cui io ho assistito direttamente tra candidati sindaco con dei temi molto importanti. Il cittadino, a mio avviso, ha avuto modo di capire le differenze, a parte l'ultimo che era poco partecipato, ma col tema della scuola importantissimo se non basilare, perché la cultura, la formazione e l'insegnamento sono poi alla base Dobbiamo cambiare la società a partire proprio dalla scuola. di tutto. Lei si può dire soddisfatto di questi 3 incontri e ci può fare un accenno flash di quello che io non ho partecipato ma lei sì, sull'agricoltura? Coldiretti giocavamo in casa di Scarpa, se si pensava di andare lì a vincere il confronto tanti hanno fatto una figuraccia. Scarpa indubbiamente ha le sue competenze e quindi lì lui il confronto lo ha vinto. Dico che sono soddisfatto dai confronti, ne avrei voluti di più perché veramente lì si vede il peso, la preparazione e il cuore che uno ci mette. Dico che abbiamo vinto la nostra campagna elettorale come alternativa libera dal primo confronto a Lugugnana
dove non credo di dire una stupidaggine, ma sono arrivato abbastanza preparato come numeri e come temi, e ho costretto gli altri ad alzare l'asticella della preparazione, ed è quello che voglio fare in comune, in municipio. Se riuscirò a mettere almeno un consigliere, tenere tutti col fiato corto e obbligarli ad avere preparazione e competenze. Ecco, concludiamo proprio su questa sua ultima parte, perché per entrare in municipio non è, sembra così facile, perché essendoci solo 6 posti per l'opposizione, ammesso che lei non vinca, esatto, Barro ha fatto un po' di conti e ha fatto anche lì lui le sue valutazioni. E per i candidati consiglieri sarà duro, ma lui dice neanche più di tanto. Sicuramente 3 candidati sindaci non entreranno. Perciò non è detto che un candidato sindaco poi vada là. No. Ma noi, come ho detto, eravamo presenti sul territorio prima, ci saremo dopo, se sarò eletto, ho garantito che sarò ogni 15 giorni sul territorio a fare incontri con i cittadini, è quello che sto facendo in campagna elettorale con il mio porta a porta, e ci saremo anche dopo, dovesse entrare o no. La nostra battaglia va avanti, il nostro movimento sta crescendo, siamo nuovi, stiamo sviluppando in tutta Italia, siamo quasi in 30.000 attivisti in 2 mesi. Ci saremo sul territorio, faremo le nostre battaglie per il cittadino anche da fuori, non cambia niente. Allora concludiamo con qualcosa che lei ci ha tenuto a sottolineare, anche questa l'ha subito pubblicata in rete, perché voi avete presentato la fedina penale, cosa credo che a livello comunale... Nessuno a livello nazionale ha pubblicato online la fedina penale casellario giudiziale in originale rilasciato al Tribunale del Tribunale. Per quello che è successo 2 giorni fa con la commissione antimafia, voglio dire, dove saremo derisi da tutta Europa, no? Dopo 20 anni di mala politica stiamo continuando a presentare impresentabili, noi ci siamo presi avanti. Ieri notte sono stato investito da 3 associazioni che sono Notav, Libera e l'Imes del loro progetto di candidatura trasparente. Ulteriormente ho stretto i paletti perché loro chiedevano solo un'autocertificazione giudiziale, io ho preteso la certificazione tribunale, quindi anche lì siamo partiti con queste 3 associazioni che appoggeranno la nostra candidatura trasparente. Allora concludiamo con sì o con no, contento della sua campagna personale. Contentissimo. Grazie.